Radio Anch'io, siamo ritornati insieme per parlare di immigrazione. Il ministro Maroni in questo momento sta riferendo alla Camera dell'accordo raggiunto con la Tunisia, poi farà la stessa cosa al Senato. Con noi c'è il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, ora c'è anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, Lega Nord. Buongiorno Presidente Zaia. Buongiorno a tutti. Ieri c'è stato l'incontro con le regioni a Roma, quali impegni vi siete presi in generale e anche voi del Veneto in particolare? Gli impegni generali e quelli del Veneto si sovrappongono, visto e considerato che le regioni sono uscite da questa ennesima riunione con una soluzione unitaria, che è quella assolutamente di essere a fianco al governo e al ministro Maroni in questa sfida, la sfida dell'ospitalità dei profughi, quindi degli eritrei, dei libici, dei somali, di tutte quelle persone che comunque scappano da morte sicura, da persecuzioni. Ed è anche la sfida di rimpatriare tutti quei tunisini che avranno definito lo status di clandestino, e sono molti, anche molti ad avere peraltro, da quello che ci dicono le cronache, anche precedenti anche rispetto al nostro paese. Anche adesso tra l'altro sono arrivate delle mail che le danno un po' ragione, dicono ma quegli 11.000 evasi dove sono finiti? Saranno su queste barche. Quello che le voglio chiedere invece, lei in questa distinzione fra profughi e clandestini, come valuta quei cittadini tunisini che però mancavano dalla Tunisia da tanto tempo, che lavoravano in Libia e sono dovuti scappare? Ma guardi, noi ci troviamo ad applicare delle leggi, direi che la partita dei profughi è presto definibile, perché comunque c'è una convenzione di Ginevra del 51 che definisce lo status del profugo e del rifugiato politico. Poi abbiamo una situazione, definiamola, di protezione umanitaria, che poi noi andremo a identificare con l'applicazione dell'articolo 20, che prevede l'emanazione dei famosi permessi di soggiorno provvisori di 6 mesi di durata, che daranno a quota parte di questi immigrati, che avranno ovviamente dovranno dimostrare, o meglio dovremmo verificare, che non siano dei delinquenti, che non siano scappati dalle galere, proprio in virtù dell'accordo che Maroni ha chiuso, che il ministro ha chiuso con il governo tunisino. A questi verrà data la possibilità di muoversi nell'area Schengen. Senta, ma questi potranno andare in Francia, me lo lasci dire. Ma questo accordo con la Tunisia, questi permessi temporanei, questi articoli 20, sono il male minore alla fine? No, guardi, è un atto di responsabilità. Noi abbiamo un contingente oggi di 25.800 immigrati sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno. Pensi che nello stesso periodo 2010 ne abbiamo avuto 27 sbarchi, e di questi 25.800 2.300 sono profughi, quindi tolti i 2.300 sul grande contingente che resta, c'è circa i 22.000, 23.000 quello che è. Dobbiamo fare, ovviamente oltre all'identificazione che è stata fatta, la verifica con le autorità tunisine per fare in modo che tutti quelli che sono delinquenti, hanno precedenti o hanno avuto decreti di espulsione dall'Italia, perché ce ne sono molti, lo dicono candidamente anche nelle interviste televisive, debbano tornare a casa, sono clandestini, in base alla nostra legge devono essere identificati ed espulsi. Per lei ci sono due ascoltatori, Paolo da Milano e Fausto da Ischia. Vorrei farli parlare entrambi, chiedo a entrambi molta sintesi. Paolo. Sì, elettore della Lega, credo nelle idee della Lega, ho votato Lega per tali idee e per tutto questo sono molto arrabbiato con gli esponenti politici della Lega. Ci hanno preso in giro per giorni dicendo che ci sarebbe stata la linea dura, distinguendo tra profughi e gli altri considerati clandestini, per questo da rispedire immediatamente al loro paese. Invece abbiamo visto tutti scappare tranquillamente, migliaia di clandestini tunisini dal centro di Manduria. Si parla di permessi di soggiorno della durata di 6 mesi, anche prorogabili, si è detto, per dare possibilità di congiungersi con i parenti, e tutti quelli che i parenti non ce le hanno rimarranno in Italia. E come sopravviveranno? Sicuramente magari potrebbero anche delinquere. E concludo dicendo questo, tutto questo vedete che incentiverà i flussi migratori, molti avviseranno, abbiamo visto che hanno i cellulari ai loro paesi e verranno qui, non certo un accordo farsa di Maroni bloccherà questo, ma la Lega, e concludo veramente, è brava a chiacchiere. La frase di Bossi, fuori dai ball, e un altro esponente leghista, non ricordo, scusate il nome, che rispondendo a Berlusconi, ma solo a parole, che ha parlato di doveri di ospitalità, ha detto se li tenga a casa sua, però intanto consentono tutto. Grazie questo. Paolo. Fausto da Ischia. Sì, buongiorno a lei e a tutti, Buongiorno. tutti i suoi
partecipanti. Senta, no, io sono molto breve, poiché sono nato in politica, non accetto il blaterare politico gratuito che fanno tutti, in Italia in particolar modo. E forse ai politici farebbero bene a ritornare ai mestieri di origine. Io dico solo una cosa: dall'Africa, dalla tratta degli schiavi al petrolio, diamanti, eccetera, abbiamo portato via tutto quello che c'era da portare. Io ho vissuto in Africa. Ora noi dovremmo fare una cosa molto semplice: restituire all'Africa, facendo un calcolo approssimato, perché sarebbe difficile, dovremmo trasferire tutte le ricchezze del mondo in Africa e dare a questa gente la possibilità di gestirsi da soli, restituendo loro tutto il maltolto, perché è stato il maltolto. Io non voglio scendere in dettagli. Sì. No, si è capito perfettamente la proposta che lei fa, credo che sarà un'utopia, ne parliamo anche con i nostri interlocutori. Grazie. Allora, governatore Zaia, poi chiudiamo e la lascio al suo lavoro, prego. Sì, guardi, io partirei dalla prima telefonata del signor Paolo. Noi abbiamo risposto assolutamente con i fatti, avevamo promesso un impegno sul fronte dell'immigrazione, a parte il fatto che oggi c'è una legge che si chiama legge Bossi-Fini, che prevede appunto l'identificazione e l'espulsione dei clandestini, e oltretutto abbiamo introdotto il reato di clandestinità con questo governo, ma direi che bisogna renderci conto anche della situazione. C'è una guerra in Nord Africa, una guerra che sta coinvolgendo la Libia, c'è un flusso di immigrati pauroso, ricordiamo che c'è un mega campo profughi a sud della Tunisia, ma soprattutto ricordiamo che da 2 mesi in Libia abbiamo un interlocutore che rappresenta un governo, me lo lasci dire, abbastanza ballerino, visto e considerato che lo stesso ministro Maroni ha dovuto cambiare interlocutore come collega tunisino un paio di volte, e loro sono in attesa delle elezioni che penso verranno a luglio, ed è un paese nel quale la polizia non ha neanche più le auto, perché sono state tutte bruciate durante la... Per quanto riguarda la restituzione di tutti i diamanti e di tutto il resto? Guardi, questa è una partita sulla quale si potrebbe ragionare ore, dottor Po. Io dico questi temi io li ho toccati anche nel mio libro, il tema dello spreco alimentare, della solidarietà, del fatto che dobbiamo creare le condizioni perché restino a casa loro. E queste condizioni le si creano però avendo degli interlocutori certi. In questo momento nel Nord Africa gli interlocutori non sono certi, abbiamo difficoltà a chiudere accordi. Cioè Maroni si è rinchiuso 9 ore in un ufficio con il suo collega per riuscire a trovare questo accordo, che a me sembra un buon accordo e non è assolutamente un accordo farsa come lo definisco. Tra l'altro, mentre noi ne parliamo, lui sta continuando a parlare alla Camera e ha appena confermato ai deputati che si intensificano le partenze dalle coste libiche. Grazie Presidente Zaia. Grazie a lei, buongiorno. Direttore Magnaschi, allora vorrei riprendere commentando le ultime cose che sono state